A nome della società civile che mi onoro di rappresentare, interpretando il sentimento di molti concittadini, le porgo il benvenuto Monsignor Claudio Cipolla, perché nella veste ufficiale di Vescovo della Diocesi ci onora della sua presenza in questo giorno destinato a rimanere scritto nella storia della nostra comunità civile e religiosa di Borgo Veneto. La consegna delle nostre parrocchie ai nuovi sacerdoti credo sia un momento importante per la vita religiosa, perché è dalla loro capacità e dal loro lavoro che dipenderanno la crescita spirituale dei fedeli nella nostra comunità. Quella crescita, mi permetta, Sua Eccellenza, è iniziata 5 anni fa, con non poche difficoltà e con risultati sotto agli occhi di tutti, grazie al lavoro di Don Giuliano, Don Marco, assieme ai loro confratelli. Questa sera però sento l'obbligo morale di ringraziarla, anzi di ringraziarla per ben 2 volte, perché ha mandato in mezzo a noi Don Sandro e Don Cristian, affidandogli le nostre parrocchie. Per questo per noi è un dono graditissimo. A Don Sandro e Don Cristian, siate i benvenuti nelle nostre comunità. Vi accogliamo a cuore aperto. Spetta a voi ora il compito di farci proseguire il cammino iniziato 5 anni fa, prendendo per mano questa nostra società sempre più fragile a causa anche di eventi straordinari che hanno colpito e che colpiscono in primis le nostre famiglie, creando in loro incertezza e disorientamento. A voi, pertanto, il compito di prendere per mano i nostri anziani, le nostre famiglie ed i nostri giovani. Sì, i nostri giovani, che sono il nostro futuro e la nostra speranza. Sappiate essere loro guida non solo spirituale, ma anche guida per la crescita umana e civile. Siamo certi che con l'aiuto di tutti questo avverrà. Prima di concludere, voglio confermare ufficialmente che da parte mia e dell'amministrazione comunale continuerà l'impegno alla concreta collaborazione con tutte le iniziative religiose, sociali ed aggregative che la nostra unità pastorale vorrà intraprendere. Lo faremo così come lo abbiamo sempre fatto, con la consapevolezza di essere stati chiamati a rendere un servizio alla nostra gente con senso di dovere e di responsabilità. Don Sandro, Don Cristian, benvenuti tra noi, nella vostra nuova casa e nella vostra nuova famiglia, costituita dall'intera comunità di Borgo Veneto. A nome della cittadinanza, con un sincero ed affettuoso abbraccio, oggi virtuale, vi voglio manifestare il segno della nostra accoglienza. Grazie. Buona domenica a tutti e grazie al nostro vescovo, Monsignor Cipolla Claudio, che è qui con noi oggi. Gentili Don Sandro e Don Cristian, benvenuti in mezzo a noi, nelle comunità parrocchiali di Borgo Veneto e di Megliadino San Vitale. Sono e siamo tutti felici ed onorati di accogliervi qui insieme con il nostro vescovo oggi, domenica 27 settembre. Le nostre comunità, sia di Borgo Veneto che di Megliadino, sono tutti in festa per voi e con voi. E pur non dimenticando l'opera di Don Giuliano e Don Marco, chiamati dal nostro vescovo ad una nuova esperienza pastorale, e ai quali oggi va rinnovato il caro affetto di tutti e noi, queste comunità sono pronte a guardare avanti ed affrontare un nuovo tratto di strada insieme con voi nuovi parroci, con Don Nicola e il nostro Don Bruno. Noi tutti ci auguriamo un percorso condiviso che ponga al centro la persona, dai più giovani ai più anziani, per cercare di offrire quelle risposte concrete che rispondono alle loro necessità e ai loro bisogni. Cari Don Sandro e Don Cristian, auspichiamo quindi insieme a voi, con semplicità, ma anche con tanta determinazione e complicità, tra la nostra società civile e la nostra società religiosa, di riuscire a rafforzare i punti di forza già presenti in questa unità pastorale e a ripartire dai punti di debolezza per trasformarli in traguardi di rinascita e per migliorare la coesione di queste comunità, unite ma diverse e speciali nelle loro specificità. Concludo anch'io esplicitando che da parte dell'amministrazione comunale che mi onoro di rappresentare sarà garantita la massima disponibilità all'ascolto e al sostegno nella realizzazione dei fini comuni. Buon cammino a tutti noi e grazie di essere qui.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio, fonte di ogni dono e ministero, Cristo, Maestro e Pastore delle nostre anime, lo Spirito Santo, artefice di comunione nella carità, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. E buon pomeriggio per questa domenica e grazie di questa accoglienza così calorosa da parte dei sindaci. Poi c'erano anche, io non li conoscevo, gli sbandieratori, poi sempre molto di grande effetto. E così è la storia delle nostre chiese. Ogni tanto c'è bisogno di un parroco da un'altra parte e allora lo si prende e si subiscono tutte le contrarietà delle comunità che vengono lasciate, perché quando si taglia un po' si ferisce sempre. Però la nostra Chiesa è così, è grande e ci sono davvero tante necessità. Però c'è anche la gioia di poter dire per queste comunità numerose ci sono altri disponibili a venire a servire nella vigna del Signore, che è questa grande unità pastorale, queste comunità parrocchiali. È un modo per dire che siamo tutti attenti a queste comunità, tutta la nostra diocesi. Io sono venuto per questo, come vescovo. Di solito non ci va il vescovo, ma quest'anno ho deciso di andare sempre, perché per dire che ogni piccola comunità, per piccola che sia, è comunque all'attenzione di tutte le altre comunità, di tutta la diocesi. E così si esprime una forma di collaborazione, di comunione tra tutti noi. Il compito che dovrà svolgere Don Sandro, poi anche Don Cristian insieme con Don Nicola, Don Bruno, è un compito molto importante, molto grande. Noi siamo tutti della povera gente, anche noi preti, anche noi vescovi. Ci vestiamo tanto bene, ma poi siamo anche noi sempre fragili e sempre a rischio. Ecco, allora invochiamo lo Spirito del Signore come prima cosa, perché Don Sandro in particolare, che prende la responsabilità, insieme con i suoi collaboratori, possono servire queste comunità, dare loro vita spirituale, anima. Ecco, invochiamo lo Spirito del Signore perché possiamo restare sempre di più famiglie che si uniscono, che si sanno riconoscere e aiutare reciprocamente.
Preghiamo. Dio benedetto, sii pastore dei pastori per i grandi doni del tuo amore. In Cristo tuo Figlio, presente e operante nella Santa Chiesa, ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo per formare un'unica famiglia, riunite nella celebrazione dell'Eucaristia, centro e fulcro della vita cristiana. Guarda con paterna benevolenza il nuovo parroco, Don Sandro Ferretto, a cui affidi un'eletta porzione del tuo gregge. Fa che le comunità parrocchiali di San Pio X d'Ossi, San Biagio Pradibotte, San Lorenzo Saletto, Megliadino San Fidenzio, Santa Margherita d'Adige, Presentazione della Beata Vergine Maria Taglie e Megliadino San Vitale, crescano e si edifichino in Tempio Santo del tuo Spirito e rendano viva testimonianza di carità, perché il mondo creda in te e in colui che hai mandato, il Signore nostro Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ora il vicepresidente del Consiglio pastorale dà il benvenuto al nuovo parroco Don Sandro a nome di tutte le comunità. Possiamo sedere. Credo non sia così semplice per voi parroci e per noi parrocchiani ripartire oggi. È stato un periodo in cui il mondo ha rallentato, fino a quasi a fermarsi. E con lui si è fermata la nostra routine, il lavoro, le cene con i parenti, le risate con gli amici. In una parola, il nostro interagire con gli altri. Stiamo ripartendo da poco e, come dicevamo qualche giorno fa, avervi qui è effettivamente una sorta di ripartenza, per noi e per voi. E può essere sì l'occasione per dare continuità alle cose belle fatte, ma anche per cambiare un punto di vista su molte altre cose che probabilmente vanno affrontate con uno sguardo nuovo. Ci vorrà del tempo, dovremo per prima cosa studiarci, poi ascoltarci gli uni con gli altri e infine aiutarci, perché solamente insieme, solamente confrontando le nostre idee, riusciremo a ripartire veramente in comunione. Siamo un'unità pastorale in continua crescita e per essere uniti nelle nostre diversità dovremo lavorare duramente, noi e voi, per riprendere ciò che è stato interrotto e per avere la forza di far scorrere nuova linfa nelle nostre comunità. Sono sicuro che assieme saremo in grado, un po' alla volta, di affrontare tutte le sfide che ci aspettano. Benvenuti e grazie per aver accettato di far parte della nostra comunità. Il Vescovo si rivolge ora al nuovo parroco, consegnandogli alcuni segni che richiamano il ministero presbiterale. Per primo, l'aspersorio con l'acqua benedetta, segno del battesimo. Don Sandro, quindi, passerà attraverso la navata della Chiesa, aspergendo tutti noi, suo nuovo popolo, riunito nel nome del Signore. Poi sarà invitato a baciare l'altare e ad incensarlo. Con la sua nuova comunità, Don Sandro celebrerà l'Eucaristia a lode e gloria del Signore. Ci alziamo. Don Sandro, aspergi il popolo santo di Dio e venera il santo altare. Guida i discepoli di Cristo, Maestro e Signore, nel cammino della verità e della vita. Guidali dal fonte battesimale alla mensa del sacrificio eucaristico. Intercedano la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, San Pio X, San Biagio, San Lorenzo, San Fidenzio, Santa Margherita e San Vitale, patroni di queste comunità parrocchiali che a te sono affidate.
Oggi è domenica, giorno del Signore, giorno della Pasqua settimanale. Rendiamo lode al Signore con il nostro inno. Un attimo di silenzio per presentare al Signore, ciascuno di noi personalmente, una preghiera per questa nuova partenza delle vostre comunità, con l'aiuto, il sostegno, il servizio di Don Sandro, di Don Christian, di Don Nicola, e pensando anche di tutti quelli che si rendono disponibili a servire le comunità. Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché camminando verso i beni da te promessi diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio. Cantiamo insieme il ritornello al Salmo. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non li ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità e vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Rendiamo grazie
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva 2 figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: Sì, Signore, ma non vi andò. Chi dei 2 ha compiuto la volontà del Padre? Risposero il primo. E disse loro Gesù: In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Mi sono dimenticato di salutare ufficialmente, di presentarvi il Vescovo Luigi. Era vescovo e un nostro prete diocesano. Poi è stato in Kenya e è diventato vescovo di Nyahururu, che è la diocesi presso la quale serviva prima Don Sandro. E quindi siamo contenti che sia qua presente a sostenere Don Sandro in questo inizio. Poi sono presenti anche altre persone importanti, il papà e la mamma di Don Sandro, che sono molto bravi, molto bravi. Ecco, poi c'è il vicario foraneo, penso che l'abbiate conosciuto, Don Lucio. Poi ci sono degli amici di Don Sandro, in particolare i compagni di classe ed altri compagni durante questo tempo di cammino presbiterale. Le letture che abbiamo ascoltato, dalle letture io voglio sottolineare un particolare sostanzialmente tra la prima e la seconda, tra la seconda lettura e il Vangelo, una riflessione che nasce da queste 2 letture, ma penso che sia anche abbastanza comprensibile. Quell'uomo che aveva 2 figli si rivolge al primo e dice: Oggi, figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Domenica scorsa si parlava ancora della vigna ed era un'immagine del popolo di Dio. Anche quando Benedetto XVI è diventato Papa, nel primo incontro che ha fatto, si è definito umile servo nella vigna del Signore. Ecco, la vigna del Signore è il popolo di Dio. Allora mi sembrerebbe che potremmo spostare l'immagine a questo momento che stiamo vivendo noi. Il Signore, rappresentato da quel padre che aveva 2 figli, dice a Sandro: figlio, vai a lavorare nella vigna. Siete voi. E il mandato che Don Sandro riceve è un mandato importante: lavorare nella vigna del Signore. Lavorare vuol dire anche a volte fare fatica, anche avere delle consolazioni dai frutti del lavoro, però vuol dire anche fare fatica. Io penso che sia una bella immagine. In realtà poi ci sono 2 possibili risposte. Quella del primo figlio che dice: non ne ho voglia, però dopo ci va. Poi quella del secondo figlio che dice: sì, Signore, ma non ci va.
Io ho timore soprattutto di questo sì, Signore, perché noi siamo tanto abituati a dire sì e poi a non realizzare il servizio che ci è stato affidato. Parlo di Sandro, parlo dei preti, potrei dire anche dei vescovi, però mi piacerebbe che ciascuno di noi si ritenesse mandato a lavorare nella vigna del Signore. La vigna ha tanti aspetti diversi, angoli differenti. Ad esempio, in tanti di voi sono sposati, hanno dei figli. Quelli che si sono sposati in chiesa hanno sentito dal parroco porre questa domanda: siete disposti ad accogliere i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di Cristo e della Chiesa? E voi avete risposto sì. E poi, quando è stato battezzato un bambino o una bambina, all'ingresso della Chiesa si è chiesto: siete consapevoli della responsabilità che vi assumete e disposti ad educare il vostro bambino o la vostra bambina secondo la legge di Cristo e della Chiesa? E ancora i genitori hanno detto di sì. Quello era un incarico pastorale. La vigna era la vostra famiglia, i vostri figli. E allora diventa quasi spontanea una verifica per tutti noi all'inizio di un servizio comunitario. Come stiamo lavorando nella vigna del Signore? È faticoso, sapete? Educare i propri figli è molto difficile. Poi quando diventano grandi, ancora più difficile. Ma stiamo facendo tutto quello che le forze che il Signore ci ha dato consentono. Ecco perché è possibile dire sì, lo voglio, sì Signore, ma non andò. Questo succede ad esempio tutte le volte che noi diciamo: vai dal prete che ti deve insegnare il catechismo. Non è vero che è il prete che deve insegnare il catechismo, e neanche i catechisti. Sono il papà, la mamma, il nonno, la nonna, i fratelli più grandi. Perché quello è un incarico pastorale. E quando qualcuno di noi vivesse nella scuola o nell'ambito della sanità, della salute, l'ospedale, o nella politica, qui ci sono i sindaci che ringrazio per la loro presenza, oppure anche nel campo delle istituzioni. Noi cristiani, dietro alle spalle, ci sentiamo la voce del Signore che dice: vai a lavorare nella mia vigna. Qual è la mia vigna? La scuola, l'ospedale, la fabbrica, il bar. Ecco, come stiamo lavorando nella vigna che il Signore ci ha dato. La vigna, tra l'altro, è molto ampia e fuori dall'immagine la vostra comunità, le vostre comunità sono quelle che sono mandate a lavorare nella vigna, perché la vigna del Signore è tutto questo territorio, tutto, dei 2 comuni, non soltanto delle parrocchie. Per cui noi, come credenti, ci ritroviamo la domenica, ma per trovare forza, per riprenderci, per poter parlare di Gesù e del suo Vangelo e per poter servire la vita, la felicità, lo star bene di tutte le persone che il Signore ha messo su questo territorio. Addirittura vorrei dire anche una cosa in più, non soltanto delle persone, ma anche della terra.
La terra è un dono di Dio. E noi siamo mandati a custodire le nostre comunità e con le nostre comunità tutta la gente che vive su questa terra e anche la terra. Dono di Dio. Dove ci sono delle comunità ci dovrebbe essere vita. Dove ci sono comunità dei cristiani ci dovrebbe essere entusiasmo per cercare sempre il bene di tutti. Dove ci sono delle comunità. Ecco, qui entra in ballo in modo particolare il compito di un vescovo e dei preti. Perché ci siano delle comunità che sanno stare nel territorio, in mezzo alla gente, con questa disponibilità a servire la vigna del Signore e non dire sì e dopo invece uno va dietro a tutti i suoi interessi, i suoi soldi oppure i suoi entusiasmi, le sue vacanze. C'è un bene comune che viene prima del nostro individualismo. Ora, perché questo avvenga, il Signore ci offre un parroco, non solo a dire la verità, un parroco, perché dia animi, non perché sostituisca, ma perché animi le nostre comunità, perché le renda capaci di servire il territorio, la vigna del Signore, nella quale sono seminate queste comunità. Ci sono alcuni compiti difficili affidati ad un parroco e dicevo non solo, perché io penso che il parroco sia come il punto di convergenza di tutti quelli che nella comunità svolgono un servizio, i catechisti, il consiglio pastorale, gli animatori del canto, della liturgia, quelli che promuovono la solidarietà e la carità all'interno della nostra realtà. Ecco, tutti questi si sentono dentro la parola parroco. Lui deve guidare. E ora che cosa deve fare? Io immagino, e lo dico anche molto velocemente, ma avrei bisogno di tanto tempo per dirlo, il primo compito che deve fare Don Sandro è di tenere le comunità unite. Sapete come si fa in casa, come fa un padre che vuole che i suoi figli stiano insieme? E che è una grande gioia quando, avendo 2, 3, una volta erano tanti di più, figli si ritrovano tutti insieme. Questa è la cosa più bella per una famiglia, questa è la cosa più bella per una comunità e questa è la cosa più bella per un parroco. Il suo compito, il suo servizio è servire l'unità delle vostre comunità. È difficilissimo, è un'impresa questa. Qui ci vuole un miracolo, per questo celebriamo l'Eucarestia, ma è quello che diceva anche la seconda lettura che abbiamo ascoltato. Si diceva, se c'è qualche consolazione, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, allora rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire. Pensate alle nostre comunità, quanto a volte sono divise al proprio interno, per vanagloria, per parole sciupate, buttate lì, che feriscono, che rompono l'armonia, un medesimo sentire e con la stessa carità. E poi si dice rimanendo unanimi e concordi. Don Sandro dovrebbe servire l'unanimità e la concordia delle vostre comunità. E le vostre comunità devono diventare tutte gelose dell'armonia della loro vita di comunità. Ci sono 1000 cose che ci possono distrarre, 1000, e tutte buone, tutte buone. I mestieri da fare la domenica mattina, perché altrimenti quando li facciamo? La gita da fare con la famiglia, perché altrimenti quando stiamo insieme? Il riposo, il divertimento, lo sport,
e sono tutte cose belle, tutte. Però stiamo attenti che non prenda il sopravvento il nostro consumismo, il nostro individualismo. E bisognerebbe che imparassimo, forse già lo fate però, perché le vostre sono comunità abbastanza piccole, quindi questo può avvenire. Bisognerebbe anche che imparassimo a dire: ma come mai non c'è quel nostro amico? Cioè che ci accorgessimo anche dell'assenza, del vuoto, e avere un po' di dispiacere perché non c'è quel tuo amico, sapendo che succede anche il contrario. Quando tu non ci sei, gli altri ti aspettano. Ecco il primo servizio, servire l'unità. Don Sandro da solo non riuscirà, c'è bisogno della collaborazione di tutti per vivere la vita di una comunità, però anche tutti insieme non riusciremmo, perché questo è veramente un miracolo. Per questo noi chiediamo al Signore che ci dia questa forza di stare uniti. E quando celebriamo l'Eucarestia, celebriamo il sacramento dell'unità. Chi celebra l'Eucarestia ha il dovere di sentirsi mandato a stringere la mano a tutti gli altri che con lui celebrano l'Eucarestia. Perché da qui nasce la fraternità, perché riconosciamo lo stesso Padre. E allora intervenga Lui, il Signore. È Lui che non si stanca di chiamarci a stare insieme, a volerci bene, alla concordia e ad un animo unito. Ecco, poi ci sono tante cose, ma c'è un secondo aspetto che volevo dire, ed è questo. Noi preti non saremo più in grado di fare tutto. Ormai lo si è percepito, voi avete la fortuna e dovete dirmi davvero grazie, perché sono arrivati 2 preti e oggi come oggi sono preziosi. Ma anche se sono 2, poi c'è anche Nicola, Don Bruno, ecco, ugualmente noi dobbiamo riscoprire che tutti noi, dentro la comunità, che è al servizio di una vigna, dentro la comunità abbiamo uno spazio. Meglio, il Signore, come ha chiamato me e come chiama Sandro, così chiama anche ciascuno di voi. E ai vostri figli dovete dire: che cosa il Signore vuole da mio figlio, da te? Qual è la tua strada? Qual è la tua vocazione? Come puoi realizzare pienamente la tua vita? Ecco, un prete dovrebbe servire questa risposta, aiutare a dare una risposta in tutte le stagioni. A 20 anni, come anche quando se ne hanno 60 o 70, perché ogni stagione ha la sua vocazione. E tutti noi viviamo sotto la voce del Signore che ci chiama in modi molto diversi, ma ci chiama a servire nella vigna del Signore, mettendo a disposizione della comunità quello che ci è possibile mettere a disposizione, come tempo, energie. So che ci sono anche altri che sono riuniti in un altro ambiente qui della vostra comunità. Saluto anche loro molto con il cuore. Sarebbe la presenza così numerosa meritava di essere anche visibile, ma nel Covid, tempo di Covid, questo non è possibile. Però sapere che ci sono in chiesa 100, 200, 500 persone che celebrano l'inizio di un servizio è una grande speranza. Allora,
Un uomo aveva 2 figli, si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi vai a lavorare nella mia vigna». Si rivolse anche al secondo e disse lo stesso. E poi si rivolge anche a ciascuno di noi. E oggi, di fronte a tutti, a Don Sandro. Ora il nuovo parroco Don Sandro rinnova dinanzi al Vescovo le promesse fatte nel giorno della sua ordinazione. Don Sandro, figlio carissimo, davanti al popolo affidato alle tue cure, rinnova le promesse fatte al momento dell'ordinazione. Vuoi esercitare con perseveranza il tuo ufficio come fedele cooperatore dell'Ordine dei Vescovi nel servizio del popolo di Dio, sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo, sommo sacerdote, che si è offerto come vittima pura a Dio Padre per noi, consacrando te stesso insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. In questo momento siamo chiamati a rinnovare la nostra fede. Don Sandro, nostro pastore, ci aiuterà a comprendere e a vivere la fede che è arrivata a noi attraverso la testimonianza di quanti ci hanno preceduto. Per questo, da solo pronuncerà la professione di fede e tutti insieme risponderemo cantando. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra del Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna.
riconoscenza è una virtù umana qualificante e necessaria. È anche un atto di fede nell'opera di Cristo Salvatore. Ringraziamo il Signore per i benefici ricevuti. Preghiamo dicendo insieme: ascoltaci, o Signore. Signore, fa che la nostra unità pastorale possa essere sentita come una famiglia. Diventi un luogo dove ogni comunità parrocchiale e ogni persona trovi spazio di ascolto e comprensione, di condivisione, di solidarietà, di incontro e di aiuto per vivere la parola di Dio concretamente nella realtà quotidiana. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Nell'accogliere l'esortazione dei vescovi italiani per la giornata per le vocazioni, datevi al meglio della vita, i giovani sappiano fare spazio alla chiamata del Signore nel dono di sé, in un servizio generoso e fedele al Vangelo, per condurre i fratelli all'incontro con Cristo. La famiglia e la comunità intera li sostenga e li accompagni nella ricerca del proprio carisma. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i nostri governanti, per tutte le autorità civili e i responsabili delle nostre amministrazioni, affinché il Signore, Re delle genti, illumini la loro mente e il loro cuore, perché cerchino il bene comune e con il suo aiuto promuovano la giustizia economica e sociale, la pace duratura e la libertà di ogni uomo. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Tanti sacerdoti si sono succeduti negli anni per condurre le nostre comunità parrocchiali. Di ognuno abbiamo un ricordo personale. Ti preghiamo, o Signore, perché Don Sandro e Don Cristian, entrando fra di noi, possano avere la forza e la sapienza data dal Vangelo di poter lasciare traccia nelle nostre vite e poter ravvivare in noi la bellezza di essere credenti in Cristo. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il nostro Vescovo Claudio, che proprio il 27 settembre 2015 fu consacrato Vescovo. O Signore, sostieni e illumina il nostro Vescovo nel suo ministero e fa che sia per tutti noi guida sicura, testimone ed esempio del tuo amore. O Signore, fa che lo Spirito Santo lo assista sempre nella guida della nostra diocesi, affinché essa diventi capace di donare quel pane buono che, unendo ascolto e azione, si manifesta in carità e fraternità verso il prossimo. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, continuiamo a mettere nelle tue mani i giovani delle nostre comunità. Saldi sulla tua parola, luce per i loro passi, mai smarriscano la via in questi tempi di incertezza. Conservino il coraggio di annunciare con gioia il nome di Cristo, perché hanno scoperto che con Lui la vita è piena, le relazioni più vere, il mondo più degno dell'uomo. Non rinuncino a ricominciare dopo ogni sconforto, riconoscendosi colmi di un bene troppo grande per essere trattenuto e di una grazia così ardente che non può non riversarsi sui fratelli, concretizzandosi in testimonianza, servizio, amore. Per questo noi ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Esaudisci, o Padre, queste preghiere che le tue comunità qui riunite e i tuoi figli ti hanno presentato. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome del Signore Gesù possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta della tua Chiesa fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito, tu hai ricostituito l'unità della famiglia umana, disgregata dal peccato, perché il tuo popolo, radunato nel vincolo di amore della Trinità, a lode e gloria della tua multiforme sapienza, formi la Chiesa, corpo del Cristo e tempio vivo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.
eternamente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, mandi il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i nostri santi patroni San Pio X, San Biagio, San Lorenzo, San Fidenzio, Santa Margherita, San Vitale e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, il Vescovo Luigi, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa tua famiglia che hai convocato a te, alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle defunte e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Abbiamo ascoltato la parola del Signore, abbiamo visto anche la testimonianza, la disponibilità di Don Sandro, abbiamo ricordato tutti la nostra vocazione. Adesso i riti di comunione ci portano a dare la nostra adesione, la nostra comunione con il Signore, con la sua missione
nei confronti di tutti gli uomini di tutta la terra, e la nostra comunione tra di noi. Mangiare di questo pane vuol dire che ci impegniamo a costruire queste comunità, lasciandoci aiutare da quegli ministeri che il Signore ci ha messo a disposizione, come quello di un parroco. Preghiamo dicendo tutti insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, tu hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la nostra fede, e dona alla tua Chiesa qui riunita i doni dell'unità e della pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, soltanto una parola e io sarò salvato. Per la comunione possiamo restare al nostro posto, basteranno dei sacerdoti a portare la comunione. Chi desidera fare la comunione presenta le due mani una sopra l'altra, chi non fa la comunione rimane seduto. Se ci sono dei celiaci invece possono venire qui davanti da me che la distribuirò io. Porteremo la Santa Comunione anche a coloro che si trovano in palestra e che ci stanno seguendo la nostra celebrazione, quindi loro possono aspettare lì.
Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché comunicando a questo memoriale della passione del tuo Figlio, diventiamo eredi con Lui nella gloria, per Cristo nostro Signore. C'è un ultimo gesto che deve compiere Don Sandro, perché lui si prende la responsabilità piena di queste comunità, ed è un gesto che va un po' spiegato, però bisogna applaudire lo stesso alla fine, perché altrimenti non funziona bene, ecco, no? Vuol dire che siamo d'accordo, ed è quello di prendere il mio posto, perché in teoria il responsabile sono io non posso essere sempre qua e quindi ho bisogno di collaboratori. Per queste comunità Don Sandro è il primo mio collaboratore e quindi deve presiederle a nome mio in comunione con me, per cui io dirò una piccola preghiera, un invito, lui si siederà qua e voi, se siete d'accordo, appunto applaudirete. Sandro, il Signore ti conceda di presiedere e servire fedelmente in comunione con me, tuo Vescovo, queste famiglie parrocchiali, annunciando la parola di Dio, celebrando i santi misteri e testimoniando la carità di Cristo. Prima del saluto di Don Sandro, diamo la parola al vicepresidente del Consiglio Pastorale di Arzer-Grande. Nell'immaginare quello che avrei voluto dire di Don Sandro in questo suo nuovo inizio di fraternità, mi sono fermato a riflettere su chi è Don Sandro, proprio attraverso le esperienze e le tappe per cui è passato. Ad Arzer-Grande lo abbiamo visto crescere e lo abbiamo seguito in tutte le sue vicissitudini, dapprima come ragazzo e giovane in parrocchia, poi diventare animatore e quindi maturare la scelta di essere prete. L'abbiamo visto sparire dalla parrocchia una prima volta per il percorso in seminario e quindi essere seminarista, chierico, diacono e nel 99 consacrato prete. L'abbiamo visto sparire di nuovo nel 2006 come missionario in Kenya nella parrocchia di Mochongoi e adesso lo vediamo inviato nel suo nuovo incarico nelle parrocchie di Borgo Veneto. Ma Don Sandro lo conosciamo anche attraverso alcune sue scelte, per la sua predilezione nei confronti degli ultimi, come costruttore di pace fra le etnie diverse, come costruttore di luoghi di accoglienza, ma anche come ciclista provetto, come corrispondente dei luoghi dove è stato e per ultimo da youtuber nella proclamazione della parola di Dio. Una raccomandazione a voi dell'unità pastorale di Borgo Veneto, una raccomandazione che mi ha fatto una persona particolare, ma che condivido e quindi la rivolgo a voi. Scusate la forma dialettale. Lei è un bravo toso, voi che ben. E a Don Sandro i migliori auguri da parte della comunità di Arzer-Grande per questa nuova missione che gli è stata affidata e che siamo sicuri porterà avanti con responsabilità e compassione, capace come egli è di tessere legami di fraternità e di amicizia verso i fratelli e soprattutto verso gli ultimi. Porto anche un saluto da parte della parrocchia di Mochongoi, da parte del Presidente del Consiglio Pastorale, William Rotig. Un saluto affettuoso a tutti i cristiani della parrocchia dell'Unità Pastorale di Borgo Veneto, da parte di noi cristiani della parrocchia di Mochongoi, diocesi di Nyahururu, Kenya.
A dire la verità, padre Sandro e padre Mariano ci mancano moltissimo. Insieme abbiamo camminato e la vita di molti non è stata più la stessa, dopo l'esperienza di Dio che assieme abbiamo fatto. Quando padre Mariano ha lasciato Bocciongoi per guidare il St. Martin, padre Sandro è diventato parroco della nostra parrocchia, dedicandosi con energia, senza mai stancarsi, in modo particolare ai giovani e ai percorsi di pace con le diverse etnie in conflitto tra loro. Innamorato dei giovani e della pace, pieno di gioia e capace di stare con tutti, doni che ha ricevuto da Dio. Ve ne facciamo dono, possiate accoglierlo e possa essere un ponte in modo che le nostre comunità possano conoscersi e sostenersi nella fede. Il vescovo aveva 2 figli, uno si chiamava Sandro e uno si chiamava Mariano e vivevano in Kenya e disse loro: tornate in Italia, e loro dissero: non ne abbiamo voglia, ma poi si pentirono e tornarono. Qua ci stava bene l'applauso. Allora, spero di non dimenticare nessuno. Ringrazio prima di tutto, andiamo nell'ordine, il sindaco e la sindaca dell'accoglienza, le autorità militari, tutte le autorità civili. Ringrazio il nostro padre vescovo che è venuto qui oggi, non lo prendiamo per scontato, è un bel segno. Asante sana qua mzee Wito, Badu Nikigiana, la Kenya Mekugiata Leo. Ringraziamo anche il nostro vescovo Luigi, che ancora è un giovanotto dentro, non più fuori. E ringrazio tutti gli amici che sono qui oggi, con cui abbiamo condiviso tanto, i miei genitori che mi hanno sopportato per quasi un anno, i miei familiari, i miei amici preti e soprattutto tutti i nuovi amici di questa comunità. Però un grazie speciale voglio farlo a 2 persone che sono già state citate. Sono stato davvero impressionato della riconoscenza e dell'affetto che avete nei confronti di Giuliano e di Marco, perché credo si siano spesi con gioia e con amore per questa comunità. Speriamo di lavorare insieme con Cristian, con Nicola e con Don Bruno nella continuità di questo processo bello che è iniziato. Aspetta che se no mi perdo. È un cambiamento che avviene in un momento particolare, come diceva Davide all'inizio. Mi metto nei vostri panni. Non è facile lasciare andare 2 preti a cui volevate bene in questo momento così particolare. Quindi davvero ci mettiamo nei vostri panni, però vi chiediamo anche di metterci nei nostri. In modo particolare nei miei, perché davvero vengo da un altro mondo, quindi abbiate un po' di pazienza all'inizio, perché ho ancora da acciapparmi con un altro continente. Vengo con entusiasmo e, come dicevo, con tanto rispetto per il percorso che avete già fatto, e vengo anche con tanti sogni e speriamo di poter sognare insieme. È stato parlato tanto e mi è piaciuto di unità nella diversità. A me piace molto la diversità, ne ho fatto esperienza in Kenya, non finirò mai di essere grato alla mia diocesi del grande dono che mi ha dato di andare missionario Fidei Donum in Kenya. È davvero una ricchezza, non deve farci paura, è e sarà la nostra forza, la forza della nostra unità pastorale e delle nostre parrocchie. La diversità e la contaminazione, perché ognuno di noi ha qualcosa da darsi, da regalarsi per poter crescere e arricchirsi. Quindi un grazie di questo benvenuto e un giorno spero, quando faremo l'insediamento dei nuovi parroci,
che abbiate lo stesso affetto per me, per Cristian, per Nicola, che avete avuto per Giuliano e per il nostro Marco. Grazie davvero. Adesso Don Sandro e Don Christian consegneranno le lampade alle nostre comunità. La luce di queste lampade è stata mantenuta viva da chi ha accompagnato il nostro cammino in questi ultimi 5 anni. Siamo sicuri che i nostri nuovi pastori sapranno, con l'aiuto dello Spirito Santo, alimentare la fiamma che tiene vive le nostre comunità e trasmetterci la luce che ci illuminerà nel cammino della nostra unità pastorale. Il Signore benedica e accompagni il cammino delle comunità che queste lampade rappresentano, mostrando con la sua luce il cammino da percorrere. Comunità di San Pio X d'Ossi. Comunità di San Biagio Pradibotte. Comunità di San Lorenzo Saletto. Comunità di Megliadino San Fidenzio. Comunità di Santa Margherita d'Adige. Comunità della Presentazione della Beata Vergine Maria, Taglie. Comunità di Megliadino San Vitale. E ora invochiamo la benedizione del Signore perché questa bella esperienza che abbiamo vissuto insieme con riferimenti a cose belle, di comunione, di servizio, di pace, di accoglienza, possiamo poi tradurla veramente nella quotidianità della nostra vita e delle nostre giornate. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che vi ha chiamati a far parte della Santa Chiesa, vi renda lieti e perseveranti nella fede. Cristo, buon pastore, vi renda docili all'ascolto del Vangelo, perché il seme della parola porti frutti di speranza e di amore. Lo Spirito di Santità vi colmi dell'abbondanza dei suoi doni e vi conceda grazia, sapienza e salute. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andate in pace. Per concludere insieme questo momento, in patronato è possibile fermarsi per un rinfresco per tutti i presenti, anche ovviamente chi è in palestra.